Facciamo capire a chi vuole farci paura che non accettiamo violenza, non accettiamo intimidazioni nelle nostre comunità. Le istituzioni non si piegano davanti alle intimidazioni. È il filo conduttore degli interventi che hanno accompagnato la mobilitazione in sostegno al sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Una manifestazione che arriva dopo l'incendio che ha devastato l'azienda del primo cittadino a Isola Vicentina, cancellando in una notte 40 anni di lavoro e lasciando senza occupazione 10 famiglie. Sullo sfondo ancora la matrice dolosa per la quale si indaga. Centinaia di cittadini e decine di sindaci del territorio si sono riuniti nella sala consiliare del comune e nella piazza esterna per lanciare un messaggio forte e chiaro. Chi colpisce un amministratore colpisce un'intera comunità. La mobilitazione si è poi spostata nell'azienda di Marsetti, dove sindaci e cittadini lo hanno raggiunto per fargli arrivare tutto l'affetto possibile. Chi con una stretta di mano, chi con un abbraccio. Il messaggio era lo stesso: sindaco, non sei solo in questa battaglia. Dovremo essere sempre di più uniti. Non è sufficiente esserlo qui oggi. Io vivo, chi mi conosce, con forte tormento ad essere qui oggi in una manifestazione come questa, perché bisogna esserci domani, dopodomani, da qua una settimana. Bisogna esserci concretamente, come ha detto Matteo, perché ci sono 10 famiglie che devono prendere uno stipendio. E non è solo una questione economica, è una questione di far vedere anche concretamente quello che possiamo fare.